vestito da lavoro in chiesa, e non funziona la cosa, non so se avete idea, perché il teatro è quello che ci dà l'immagine della città, l'eleganza, il livello sociale che noi abbiamo raggiunto, no? Il defunto da qualche giorno regista Paolo Trevisi usava dire ai politici: politici, dategli un po' di scheia alla cultura, che vi torna in drio e in civiltà. Ed aveva proprio ragione, perché in effetti se noi ci troviamo in un ambiente dove dobbiamo far vedere la cosa più bella che ha l'Italia, solo in quel momento, cos'è che facciamo? Cantiamo il Brindisi della Traviata, solo in quel momento. Allora, dentro di noi c'è questa capacità di giudicare quello che è bello, quello che è brutto, quello che ha valore e quello che non ha valore, no? Però dopo, al di fuori di un'ambientazione come questa che ho appena accennato, nessuno più si ricorda niente. Sì, anche noi a Oderzo abbiamo un pubblico che è soprattutto di stranieri o persone che vengono da molto lontano. Sì, per cui noi abbiamo creato questa cosa, siamo partiti col piede giusto, ci abbiamo messo molta passione e abbiamo coinvolto anche il nostro pubblico, i nostri sostenitori, con la più grande semplicità, e tutti ci hanno capito e sono stati disposti a darci una mano. Anche il pubblico stesso che viene qua non è un pubblico di persone fredde e dicono: beh, andiamo a vedere la Traviata, compriamo il biglietto, vengono dentro, eccetera. È un pubblico che si è affezionato a noi e ci porge delle domande, dei suggerimenti, dei consigli, e noi li accettiamo e spieghiamo perché sì, perché no, perché facciamo come dicono loro oppure diversamente. Così si è creato un rapporto di veramente amicizia, che sembra che il nostro pubblico stesso sia l'organizzatore del festival, noi siamo soltanto quelli che tiriamo i fili. Ecco, di fronte a una situazione del genere mi sarei aspettato che anche dal punto di vista politico ci fosse stato un interesse maggiore, un interesse. Adesso io lo dico qua, come si dice, con molta serenità, cioè dico che se non ci hanno dato la attenzione che noi pensiamo di meritare o di aver meritato, eccetera, e non lo diciamo noi, ma lo dicono tutti coloro che frequentano l'opera e tutti coloro che la vorrebbero avere nella loro città. E dire: ma perché Oderzo? Perché Oderzo? Perché Oderzo? Adesso io non sto qua a dire chi si vuole, chi sono. Sotto la parola Oderzo c'è la politica di Oderzo. Io non voglio entrare nel merito, perché quando sento parola politica, che è una cosa politica che mi piace, mi piacerebbe, ma così come è fatta al giorno d'oggi non mi piace più, perché la politica tende a creare una situazione fine a se stessa, non cerca di coltivare le eccellenze di una città, di una nazione, eccetera. Perché se coltivare l'eccellenza di una città significa uscire dal proprio cerchio di appartenenza, allora no, non si fa, anche se è una buona cosa. Questa cosa io non la posso, proprio per mia carattere, mia mentalità, non la posso accettare. È proprio, non posso credere che per via del senso di appartenenza a un partito, a una politica, a una sezione, a una fazione, a quello che si vuole, uno possa giudicare un'eccellenza, giudicare come cosa positiva o negativa a seconda
dello stato, del cerchio in cui si trova. Se una cosa è buona per tutti. Se non è buona, non è buona per tutti. E se la prossima volta non mi volete più votare perché io ho, come si dice, ho sostenuto una cosa che è buona, non me ne frega niente, vado a casa, ma so che per i miei 5 anni ho sostenuto qualcosa, esatto, che aveva un valore. Come era una volta praticamente, adesso non è più. Per cui io, come ho detto, dico questa cosa qua con molta serenità e non voglio giudicare nessuno, però almeno voglio dirlo. Non sono contento assolutamente di come del nostro rapporto che abbiamo avuto con le persone che contavano nella città. Ecco, perché perché io mi metto dalla mia parte e dico: siamo riusciti per caso, non lo sapevamo neanche noi, a creare qualcosa di bello. Ma chi è quello che si pensa piuttosto di ostacolare la cosa piuttosto che di mandare avanti? Io non voglio neanche rispondere, voglio lasciare un punto di domanda. Ogni persona risponda come crede meglio, ma è un delitto, non tanto per noi due cittadini che insieme a un'associazione di 60 persone, tutti più o meno chi ha potuto, abbiamo tutti lavorato più o meno, eccetera, e di fronte a tanti sostenitori che abbiamo, industriali, eccetera, che ci sorreggono, eccetera, lasciare questa cosa senza l'appoggio che potrebbe dare le persone che contano e farla sviluppare, e secondo me è un delitto. Ecco. Io proverò ancora una volta a vedere con le future forze che entreranno nella città, perché noi abbiamo un programma che sicuramente la cittadina di Oderzo potrebbe diventare, io non voglio dire una nuova Spoleto, ma voglio dire una città conosciuta in Italia e all'estero per un festival importante, questo sì, sicuramente. Quindi, alla luce di questo, di quanto lei mi ha detto, la vostra è stata, la sua e quella di Maria Grazia è stata una vita spesa a realizzare un sogno che è diventato parte integrante della vostra vita, il sogno che diventa la vita stessa e viceversa. Sì, voglio dire, noi siamo abituati in teatro a parlare sempre delle stesse cose, a parlare di amore, di odio, di interpretare i sentimenti degli altri, o della Traviata, o del Trovatore, o della Ida, o del Rigoletto, eccetera, no? Per cui, se tu ti occupi tutta la vita di queste cose, ti formi una mentalità che dopo traduci nella vita normale. Questo cosa significa? Significa che per noi è completamente inconcepibile non dare tutto noi stessi per questa cosa che vogliamo fare, altrimenti non ha senso, perché allora noi avremmo fatto un altro lavoro, avremmo fatto, non so, un lavoro meccanico, allora avremmo ragionato in un'altra maniera, ma avendo tutta la vita fatto questo lavoro di arte, cercare di far più bello e cantare più bello, cioè abbiamo la ricerca del bello, perché questo ci richiedono nel teatro, cioè nel teatro uno che canta brutto non è che lo vogliono, mandano a casa di un altro che canta bello, che canta sì. E nella stessa identica cosa, se noi dopo in Piazza d'Oderzo ci siamo messi a fare qualcosa, non possiamo. Adesso quest'anno abbiamo fatto qualcosa di bello, il prossimo anno facciamo qualcosa di brutto. Non esiste. Non esiste. No. E a questo punto si aggancia un altro importante, come si dice, concetto, che è quello.
che noi lavoriamo, un artista quando è arrivato a, come si dice, a risolvere il problema della vita, no? Così, cantando, facendo la sua carriera e così via, lui dopo vive per gli applausi, nel senso che se il popolo che viene quella sera all'opera dovesse dire: signori, questa sera avete fatto schifo e mi fischiano, noi non ci presentiamo più un'altra volta. Non c'è una cosa, noi è finita là, chiuso, basta. Ecco cosa vuol dire che l'artista vive per gli applausi. E lei mi dirà, ma tanti artisti che steccano, dopo magari, come si dice, vengono ingaggiati lo stesso, eccetera. Sì, questo è un discorso. Una stecca una sera in teatro può capitare, a chi non è capitato di fare una nota mal fatta, eccetera, però questo non vuol dire che la prossima nota non sia buona in un arco di un'opera che viene fuori lo stesso bella, che dopo alla fine ti battono le mani. Ma se noi creiamo uno spettacolo in piazza e alla fine dello spettacolo ci fischia, vuol dire che noi come spettacolo abbiamo fatto fiasco, e per cui ce ne dobbiamo andare. E noi ce ne andremo nel momento in cui uno dice no, chiuso. Ecco quello che per cui il nostro primo desiderio e unico desiderio è quello di fare qualche cosa di fatto bello quando ci esponiamo. Questo concetto è stata ed è una cosa difficile da far capire. La gente pensa gli fa l'opera e qua e là, invece non è che noi ci mettiamo a fare l'opera, noi sentiamo di fare qualche cosa e sentiamo di farla finché siamo in grado di fare qualche cosa di bello. E altri discorsi non ce ne sono, c'è solo questo, c'è solo questo. Ecco, per cui voglio dire, il nostro spirito con il quale noi ci avviciniamo a queste cose che facciamo lo intendono molto pochi, soltanto le persone che sono a noi molto vicine e che naturalmente, e anche quelle non tutte. Pensa quant'è difficile farsi capire creando delle cose come facciamo noi. Tutti cercano un altro motivo per cui noi facciamo questa cosa. O la fa per mettersi in mostra, o la fa per questo, o la fa per... Nessuno che c'entra mai il problema. Cioè noi siamo delle persone che, avendo fatto tutta la vita questo lavoro con questo stato d'animo, portiamo questo stato d'animo nel nostro lavoro nella piazza. Sarebbe come uno che tutta la vita l'ha costruito carriole, quando gli dai di fare una carriola, lui ci mette la passione per la carriola e vuole che la carriola abbia gli imanti, le mani così fatti in maniera che la presa sia perfetta. Non può lui fare una carriola, perché sennò che tipo di professionista è? Non è un professionista. E noi siamo... Io ho cercato di portare degli esempi, magari non sono adeguati, ma per farti capire quello che è il nostro spirito col quale abbiamo fatto queste cose. Ma è un po' tra virgolette, la maledizione degli artisti, forse questa, il fatto di non essere capiti dalla gente comune, o dipende da qualcos'altro, secondo me. Ma io non so. Però devo dire, no, che adesso ultimamente il 17 e il 18 di ottobre ho fatto 2 concerti qui a Oderzo, perché le persone mi dicevano: ma tu non ti canta mai, le persone non ti conoscono e così via, e noi ho fatto questi 2 concerti. In questi concerti ho cantato e parlato. Quando dopo ho espresso qualche concetto, devo dire che le persone mi hanno capito. Allora forse dico, bisogna parlare di più con queste persone, bisogna farsi conoscere di più, perché per esempio loro
mi conoscevano, perché non è che io ogni giorno vado a scrivere sul giornale: oggi ho cantato qua, domani ho cantato là, ho fatto quest'opera qua, ho fatto quest'opera lì, no? Ognuno fa la sua vita. Io non sono un cantante che ha basato la sua carriera sull'immagine, sulla cosa. Non ho investito neanche un soldo sulla mia immagine, su queste cose. Allora è chiaro che anche il pubblico non è che ti possa conoscere più di tanto, e naturalmente si meravigliavano che io in canzoncini corti stessi là ad allestire lo spettacolo, eccetera, così. Ma io ho voluto dire che se noi alla sera veniamo a vedere qualche cosa di bello, di altamente spirituale, come che è la concezione di un'opera e la sua rappresentazione in un palcoscenico, dobbiamo pensare anche che gli interpreti di questa spiritualità mettono i piedi sopra delle tavole del palcoscenico, e queste tavole bisogna metterle anche in buona posizione, sì. Perché se tu magari metti che così il soprano intanto che canta si spacca la tavola e va giù col piede, sì. Tutta la spiritualità e la musica di questo che vogliamo rappresentare per la nostra anima va a farsi vedere e tutto diventa ridicolo. Per cui anche il palcoscenico quella sera, come tavole, come apparato meccanico, assume una qualificazione di spiritualità, perché sorregge la spiritualità dello spettacolo. Dico, per cui io quando mi metto a lavorare sul palcoscenico ho sempre in mente questo concetto, e poi dico: guardate che l'opera lirica non è una passerella dove tutti coloro che sono alti in società o la crema del paese si devono mettersi in mostra. L'opera lirica è una operazione culturale che bisogna prepararla con le mani, con i piedi, con tutto. E non c'è da vergognarsi, perché anche Michelangelo ha preparato la Cappella Sistina vestito come un poveraccio, tutto sporco di colore, che gocciolava la sua faccia e dentro Pagliocci, e però dopo è venuto una cosa, no? Anzi ha un valore maggiore il fatto di preparare dal niente e tirare su qualcosa, perché guardate che preparare dal niente e tirare su qualche cosa che dopo il pubblico rimane colpito nell'animo è la più bella cosa che ci possa essere. No? Ecco, come un pittore prende qua dei colori, qua non c'è niente, comincia a pitturare e metti un po' di colore qua, un po' là, alla fine che quadro. Sì. Grazie, un po' di acqua. Per cui ho detto che se Michelangelo e anche Verdi, il mio datore di lavoro, finito il successo della Scala, poteva venire a casa e andare nei campi anche lui per sentire il contatto con la terra, eccetera, lo posso fare anch'io, e questo non deve in voi fare calare l'immagine di quello che è la mia persona. E tutti mi hanno applaudito, no? E hanno capito che insomma si può essere cantante di professione e nello stesso tempo ci si può anche calare nella materialità per poter costruire qualcosa di bello. Magari. A questo punto della sua vita resta qualcosa, un sogno nel cassetto, posso dire? Sì. Qualcosa che vorrebbe fare veramente, qualcosa per la quale vorrebbe essere anche ricordato fra 100-200 anni, un sogno che le rimane sospeso nel cassetto. Guarda, siccome io nella vita ho fatto tutto con grande piacere e con grande entusiasmo, ci sono delle cose che vorrei fare, ma se vengono bene, altrimenti io mi accontento anche così, vero? Una cosa che vorrei fare e che ci sarei riuscito sarebbe stata quella di imparare a memoria tutta la Divina Commedia. Sì, ma siccome che senza impegno soltanto perché avevo la passione per la poesia sempre avuta, e allora
invece che leggere qualche giornale che dopo, quando vai dietro alle notizie, è una cosa che ti fa diventare matto, perché tu leggi il giornale, vai dietro alle notizie, una notizia che in 4 parole poteva essere riassunta tutta in una settimana, tu hai letto un volume di parole perché uno la vede così, dopo analizzano un fatto che è molto semplice, e per cui io mi sono scocciato di leggere giornali, quotidiani, eccetera. No? E ora faccio come tutti, leggo i sopratitoli tanto per sapere questo filo conduttore è chiusa la faccenda. Allora, piuttosto sono convinto che la civiltà dell'uomo e l'altezza della società debba qualche cosa anche ai nostri grandi artisti, e come artisti intendo anche coloro che si sono occupati di poesia, di letteratura, eccetera. Così. Per cui Dante Alighieri, che secondo me è, sotto questo profilo, il genio più grande che ha avuto l'umanità, mi attira molto, e così ho imparato 24 canti a memoria, no? Che potrei, ripassando un attimino, recitarli, no? Così. Allora dico, ma caspita, avrei potuto impararla tutta se mi fossi impegnato prima. Adesso non ce la farei più praticamente, perché alla mia età ormai il cervello non è più di quello che avevo 30 anni, ma se sapevo così, a 30 anni mi impegnavo un pochettino di più e magari ci sarei riuscito. No, per carità. Ecco, questo è... Abbiamo fatto un figlio, Sì. non ne sarebbe venuto neanche uno. Vabbè, cosa c'è adesso? Ciao. Sì. Per cui, ecco, questo è una cosa che mi rammarico un pochettino, no? Ecco, poi naturalmente mi piacerebbe fondare una scuola di canto, ma vedo che oggi è difficile perché tutti quanti i giovani che si apprestano al canto così credono che il canto sia